Buongiorno a tutti e benvenuti alla nuova puntata di Pillole di Napoletano. Oggi cominceremo a parlare delle locuzioni in napoletano, non solo più dei termini precisi singolarmente. E cominceremo con una locuzione molto usata quando si parla con una persona sia in maniera ironica che in maniera invece seria, con una persona assolutamente colta, informata, intelligente, che sa le cose e che quindi è una persona a cui può chiedere consiglio quando si è ignoranti in qualche materia. La locuzione in questione è l'arco di scienza. Con il termine arco di scienza si intende una persona che sa, una persona che conosce, una persona che sa tanto di un determinato argomento o di determinati argomenti, di tanti argomenti. Quello che chiamiamo in italiano il tuttologo. L'origine della locuzione è italiana ed è dall'italiano arca, perché con il termine arca in italiano si intende anche lo scrigno o il forziere, non solo la nave. E quindi l'arca di scienza intendevo una persona come l'arca della conoscenza, dell'alleanza biblica, una persona che possedesse tutto quanto il sapere. Solo che in napoletano arca è diventato arco e quindi è diventato l'arco di scienza. Si intende soprattutto quando sei ironico, si può usare, c'è una persona che o non sa niente dell'argomento o fa un intervento non gradito e assolutamente estemporaneo sull'argomento in cui doveva stare completamente zitto, piuttosto che piuttosto esternare il proprio sapere, si può dire tranquillamente è arrivato all'archescienza. Detto questo io vi saluto, vi ringrazio per l'attenzione, vi rimando a una prossima puntata delle Pillole di Napoletano e come si dice sempre a Napoli, ciao Brim!